Cristina. Buongiorno. Pure ci decimali di canciari. E nel frattempo mi chiamate una carrozza che hai premura. Che? Una concetta? Sì. Ci volevo dire, mi buttavano per favore. Ci buttava 5 mali la signora Amalia, nel frattempo io c'è una valigia e mi ha fatto trovare il bordello. Vabbè. Una concetta? Che mi scordo? Ma se non sapete voi? Una concetta? È morte subitanea, che c'è? Ci volevo dire che pensate a tutto. Vabbè. Chi è stato attento? Sì, signora Cristina, a richiedere a Messina per non fare il mio. Ma hai rivolto una gente? No, io a buttare l'ambasciata a mio marito. Facesse conto che bene, ci va a dire qualche cosa. Il tuo è malato. E Pilette come? Babba Sonazzo, quando Ligrio è malato, ma c'è dire che stare attento che qualcuno ci può fare venire i sensi. Allora, caccio a festa, i 5.000 lire ci porta a tornare. La saluto, signora Cristina, li vediamo quando torno. Con la grazia di Dio, buon viaggio. Ma Cristina! Andato capo! Sta partenza mia, non mi pare tanto legittima. Un domani magari io, ancora mi parlava manca le parole. Ma sapete quale ho fatto? I vuole pigliare in flagrante. E stavolta ci arrimesci. Che una mangiurata passa da un vetro che si chiama da sopra. Ora vedete. Donna Cristina? Allora, andata di sì. Posso casere? Facessi come fosse a casa so. Hai avuto porta buttata e mi dici tutto cosa? Un fatto di Don Vincenzo. Precisamente. Che finisce a tragedia. Dico io. Aeri si la sudai come la fondata. Ah, ora. Ma quello fu. E 7:35 precisi. Avanti sa giacca sopra. E dottoramente si girato sangue. Dici domani che mi montavano. E a bocca me non mi buttavano lì. I mano. Io non ne montavano. Si mano. Arrizzano i carni. Parlo davanti alla porta di Don Vincenzo. Sì, guarda chi c'è qua. Proprio alla porta di Don Vincenzo. E scommetto che vi mettesti un carichi a pennetto. A secondo, a cominciare a sudare, cascare in visione e m'addormisci. Assunta la costurera fu la prima a capire. Poi correro tutti pare l'altro e si fece una foto attorno a mia. Si inginocchiano, si fece una croce e io cominciai a declamare preciso come quando successe l'altra disgrazia dell'incendio. E si sentiva sciauro di mezzo la mara. Ah, io ci ho detto a mio marito che una scala c'era tutta di cipolla. Ma quale cipolla e cipolla? Era dentro la mara. Ma sta declamazione come può allora? Positivo o negativo? Negativa, negativa. Quando me lo spiegai e mi tornarono tutti i sentimenti, mi dissero che aveva fatto la stessa declamazione di tanto. Ramifica di gramegna velenosa, allunga le tue spine in ogni cuore, fingiti profumata e rigogliosa, ma sprigiona violento il tuo vedore. Ci potevi stare sicura che non passa una giornata che alla casa di Don Vincenzo succede qualche disgrazia. Ma non ma a me ci non può essere che succeda che cosa di buono. No, perché quando vai in estasi e studi più cose buone, la declamazione è differente e la sudura è profumata alla violetta. Per esempio, la settimana passata, quando Mericotiana stava morendo d'attacco di appendicite in due sangue, io mi addormisci, sudai alla violetta e dissi sti versi. D'arancia e grano dorato vestitevi a festa, giubile intorno, più verde del prato, smeraldo lucente e il vestito che indossa Anna. E l'indomani si sa come di tutto. Ma spieghiamo che non succede niente di male, per carità. Ugamba si vede tutti i pezzi della vita,
vai, permettiti. Almeno salute cristiani. Buongiorno. Si può sapere che hai? Mi beccavo una volta che è morto su battaglia. Per strada, ma si arrugliò una foda. Oh, se non era un po' farmacista che mi mettava una boatta l'acqua andare reti, ancora era piatto un deraglione che sbatteva. Ma dico io, o volete capire che sono malato? Sì o no? E a voi volete che andare a scala? Ci avete a mettere la luce. Perché mia? Se mi vedo la corpo è morto su battaglia come chiesto. C'è un primo e un secondo piano. La gente mi passa, perché mi scapazza come no? Perché non mi vede. Povero figlio. Guarda che io a luce ci l'hai un miso. Mi pare che c'era magari. Comunque, ora io non ci rimetto tutto. Perché abbiamo visto il video che fai. Tu te ne cambi tutti i umini e ti va bene non portare a gamba. Poveretti, questa cosa che hai deciso, vi potessi mandare ritta in galera. Quando non ci sono i loro, si può dire anche l'andomo, siete vagio. E io ora sto gambo, un tegno più la mattina fino alla sera e appena ti piglio chi ma non da sacco tu dico io. Per favore, qua, provatevi che evita poliziale o palazzo, che sta vedendo. Prima che andiamo all'ufficio igienico, vi faccio attaccare per mano e per te. Ma guarda che mi sentire dire, meglio camminerai questa mattina non mi entravo storta. Anzu, ma fare scegliere il cartello. Ci stieni tua pace. Non dai stendini, ci dici che stasera non c'è niente più mangiare e mi pigliamela. Perché? Guarda che faccio. Perché va? Ma tu che c'è stasera? No, forse perché io ci rischio di andare a gente. E allora perché sono? Tu ci fai fare queste belle comparse. Figlio, tu non ne conviene mai una volta. Sai che mi dissi da mia? Dici che è dispiaciuto. Perché tu a mia mi chiami mamma e hai tu donne mamma. Sì, a tia ti chiamo mamma, perché tu mi vuoi bene. E te invece no. Anzi, d'ora in poi lo chiamo Don Giovannato. Meglio ne sei tu e semplicemente. Chi stai chiamando tua mamma? Anzi, tu dici ricuzzo che ancora l'avvocato non ha mandato niente. E a poi venne magari un grado di Don Pasqualino, il dove ne prestavo 500 lire e mi sarei. Mi voleva. Disse che lei è più tardi. Io a tia, tantissimo umano perché non c'è qualsiasi ristorante. Ma io quando è venuto Dio sta casa te la faccio scordare. Pezzo di mangia paneggio di mento. E si capisce. Un letto, gliela, un mangiare, ogni tanto un giovane che si permette di fare un dispuscia. C'è l'obbligo per sacchista. Che fa? Non crescemo, pure due orfanetto. Andate per semplice orfanetto, signore mio, andate che apparecchio orfanetto. Purissimo, sai? Purissimo. Una concetta che tocca mai fanno, e ci fai un ruffiano a Donna Amalia, e ci porti lì a Don Beciuzzo. Ma dico io che ti piace? Ma che vuoi fare i cereali? I cristiani Ma mai, quale licenzi? Ce l'hai bene? Ma no, Giovanni, c'è di essere sbaglio. Il ricuccio non è tipo che fa sti cose. Sbaglio. E ora vedremo. Ma non mi chiari il collo, era babbo. Che mi disse? Come ci dico ti chiamavo in italiano? Te volevo dire papà. Papà, ma come caruccia? Dai, ce l'avevi più più bestia come hai chiesto, ce l'avevi. Se mi vedi dalla galleria, io stavo parlando con quattro, con un cristiano. Stavo cercando di mettere insieme qualche cristiano per fare una società, una cooperativa.
e stava parlando magari buono, ma ci stava dicendo, allora signori, ognuno di noi deve versare la propria quota, e questa quota la tengo io. Quindi sto bestia! Don Giovanni! Vedete che da fare che se ne è ricucchito ma anche a pigliata sopra potevo pigliare a casa! Naturalmente i cristiani si studiano e cominciano a dire cose. Ah, voleva fare la società con i nostri soldi. Don Giovanni a quando parliamo? A mia! Ma sono l'uomo più onesto del mondo! E va bene, niente piccerito fece apposta! Un piccerito, guardate che bello! Andiamoci a scuola, andiamoci! Io lanciamo un discorso che è meglio. Allora, il mangiare, niente, Proprio niente! E poi, per conto mio, non hai manco fame! E io manco. E io magari. Oramai ne avevamo l'abitudine di mangiare in questa casa. Don Giovanni, buongiorno. Buongiorno signora Male. Signora Cristina, mi deve scusare, mi sono fermata e non so come andare avanti. Sì. Qui mi pare che sia giusto. Ora vengono 4 ponte da retta, 4 da riversa, sempre a manca, adesso è mia! Ragazzi! Ah, grazie, ho capito. Chi sta viene per mandarla a fare qualche ambasciata? Chi sta non viene per rocamo? Tu scusami. Hai capito, ti aspettando a bar. Onestano! E io lì, che stai tornando, non mi ricordo così che stai tornando. Ma che mal di testa che mi è venuto, signora Cristina, lo lascio andare. Mi sto andando a prendere una pillola per il mal di testa. La cibaccina ci stanno andando a prendere. Ah, non stai più, sta povera signora Maria! Ci stai tornando? Suo marito partì. Sì, è dovuta andare a Messina per un affare, torna domani. Ma come mi annoio stare da sola senza il mio caro maritino, il tempo non mi passa mai. Si vuole cucinare si sta con noi, senza fare cerimonie, va? Tante grazie, ma quando rimango da sola vado a letto presto, poi specialmente oggi con questo mal di testa. Anzi, mi permettono, vado su a sdraiarmi un po' sul letto. Facci, facci. Ah, mi ha appena un po' dolore da testa. Mi fa il favore di mandarmela su, allora mi permettono? Sì, facci. Eh sì, è meglio che se la picchia cuccata sta pinnola, che ci conviene adesso. Papi, meglio che si la cucca, sì, sì. Allora, di nuovo buongiorno. Facci, facci. Ci facci, va. È la natura, che si può fare? Che fa? Non ce la porta fino la signora Maria? Addio, poteva stai parlando? Che fa? Non ce la porta fino la signora Maria? Ah no? Io ti vedo da presso, io saggio di misti, altro capinola, tu ci stai a portare da solita Viccia a tu solito giovanotto che ti aspettava in tua salute. Affrontiti! 10 minuti a rete ce l'ha fatta a rete. Ma quando mai? Quale inizia la salute? Quale salute? Non faccia. E questa è magari che tu la divisi sotto mano la signora, perché non è che lo fa per diletto, no, è un pezzo di ruffiano e mezzano a pagamento. E per chi? I 50 lire schifosi. 50 lire. 200 lire. Sì, Lucendi, prego. 100? 1000 lire. Cristina, ma tutti che spesa, pane, pasta, formaggio, alive. E non può giù,
apposta. E lascia lui, non vede che è malato. Ma ti vedo, vuoi che ci domando scusa? Io non ti vedo, ma ormai che ci potremmo fare? Non vedi che sta nicchita leso? Sogno malato, non te chittando mi chiama da morte subitani. Io faccio correre questa parte. Mille lire, se ci potrò comporre. Oh, avvocato, buongiorno. Si accomodi, in che cosa la posso servire? No, quale servire, Don Giovanni? Lei mi favorisce. Niente. Mi sono venuto a portare altre carte da copiare e nel frattempo le pago il lavoro già espletato. Via, avvocato, si disturbavo lei, quindi fino a qua, che bisogno c'era? No. Ci avevo venuto io a pigliare mille. Quale disturbo, Don Giovanni? Dovevo passare da queste parti, perciò ne ho approfittato. Allora, quanto le devo dare? Mi pare 1500 lire. Giusto, 1500 lire. Ecco qui. 2000. Il lavoro è stato eseguito con diligenza e scrupolosità. È contento, Don Giovanni? Eliminate la vostra signora. Avvocato, ma che ci scappa ora? E poi perché mi si ammazzano a mia moglie? Ma che ammazzate? Ma Don Giovanni, cosa avete capito? Eliminate. Eliminate la vostra signora per dire, trovatevi un pretesto, una scusa per mandarla via. A poi torna. Ma certo, devo parlare di un affare importantissimo. Cristina? E i soldi? Ma fate di che spesa? Pani, pasta, ricotta salata, che mi piaci? Vedi tu, va! E magari tu maccherona? Aspitucchi dilla tu, basta che ti spicci che sento la fame. Alle cadette voi! Don Giovanni, dicevo, cariamo per la casa. State molto bene. Oddio, è bella. C'è un po' di umidità, giusto? Sì, tant'è che a mantenere i finestre aperti. Sì, l'umidità non manca. Questo avvenendo tu canderanno da... Prima era comodino, con l'umidità un chiavo e all'umido non manca mai, autunno, estate, inverno, primavera, un umido per 4 stagioni. Ci sono tutti i canini, chi sta e nausea da parte, chi è un po' più umida, e che prima c'era una fabbrica di ghiaccio, sì, ce l'aveva in tedesco, a poi ci fu l'incendio, qui stavo sfitta e ma picchia io. Come? Si è incendiata la fabbrica di ghiaccio. Avvocato, si può incendiare mai un ghiaccio? No, ora ci spiego. Che a sud c'è una fabbrica di bombe pirotecnici. Come fu e come non fu. Pigliano a fuoco e scoppiano tutto con... Una volta che scoppiano, la caloria pianando il ghiaccio capivo che era caloria, si sbagliava, l'acqua scendiva e studavo tutto automatico, avvocato. Sì. Un tedesco, per disperazione, si sparava un po' puntari, e stavo zitta e va a picchiare io. Certo, d'altronde i tedeschi, gente pratica, non è che... il mobilio, sa pure vostro. Tutta roba mia, vicino un unico blocco, ancora stai aspettando la tua tipo mogliere, però... Confermisto. Prego, sì. Giovanni io sta niscendo. Avvocato, mi conosco.
Giovanni, carissimo, in breve vi chiarisco la situazione. Voi lo volete un figlio. Avvocato! Ma lei ci va di scherzare! Che non potevo mangiare chi che siamo carini! Anzi! Facciamo una cosa! Su uomini! Ci abbiamo pagare sto semplice No, don Giovanni, voi non avete capito niente. Questo figlio non resterà in casa vostra. Lui vuole solo poter dire Giovanni, Lanzafame è mio padre. E poi non pretenderà più niente. Avvocato, io non hai avuto niente, spiegassi meglio. Don Giovanni, e si tratta di un giovanotto che conosco io, il quale dovrebbe sposare una giovane abbastanza ricca. La figlia del marchese Branco. Sicuramente lei l'avrà sentito nominare. Branco. Di quale branco di pecore state parlando? Giovanni, meraviglia, lei vuole scherzare. È un nome abbastanza noto dell'aristocrazia nostrana. Noi frequentiamo ambienti più casarecci. Comunque, appunto per questa differenza sottilissima di grado sociale, nasce l'inciampo per il matrimonio. Pensate, questo poveretto non ha padre, ci mosse. Non esattamente. La madre, lei lo sa come negli ambienti abbastanza aristocratici, baronessa, gli è morta, partorendo, era abbastanza allegra. Il padre non l'ho mai conosciuto. È un figlio naturale. Il marchese ovviamente si è opposto. Tutti gli amici, tutte le famiglie non gli aprirebbero più le porte ai loro saloni. Ma siccome la giovinetta non si rassegna alla rinuncia, poiché è innamorata pazza di questo giovanotto, il stesso fece una bella pensata. Mandò a chiamare a mia, la sognosa avvocato, e a mandare causa per trovare indizio e legittimasse sul giovanotto. Va, banda alle chiacchiere, parlando chiaramente, voi gli avete il nome e lui vi darà 100.000 lire. Come? Sto tizio mi dona a mia 100.000 lire? No, non esattamente. Le 100.000 lire ve le do io, che sono l'incaricato. 30.000 subito se accettate e il resto dopo. Benedetto. Non lo so, avvocato, lei che mi consiglia? Ma io sinceramente le consiglio di accettare. Non avete nessuna noia. Nessuno d'altronde avrebbe interesse a darvene. Quando Cristo si marita, dopo che voi l'avete riconosciuto, voi diventerete il suocero della figlia del marchese di Branco. Certo, è sempre una buona conoscenza. Certo. Si può avere magari qualche raccomandazione. Certo. Qualche vestiti che non si mette più, qualche macchina lana. Avvocato, facciamo 100.000 lire. Tu paghi lana e faremo un anno. Scherza, don Giovanni. Allora mi state dicendo che accettate? Accetto. Oh, bene, benissimo, don Giovanni. Una buona serata. Ma non è tu che sei città, me ne altre 30.000 lire subito. Oh, non pagate. Ma io non c'è a firmare niente. No, ancora dovete avere le 70.000 lire. Diciamo che quello poi sarà il vostro impegno. Va? Già, anche perché io è difficile che ci ripenso. Anzi, guarda che ci ripenso io. Una bella ricevuta me la può firmare. La scriviamo. Ma un genio civile quando c'è mai chi? Oh, genio civile. Qual è il genio civile? Per riconoscere il figlio, il genio civile. Ma che cosa stai dicendo? Voi dovete riconoscere il figlio, appunto. Ci dovete andare al notaio, un pubblico ufficiale. Guardate che facciamo? Domani mattina stesso venite nel mio ufficio. Vi faccio conoscere questo giovanotto e poi tutte e tre insieme ce ne andremo dal notaio. Ecco, firmate qua la ricevuta, capisci? Devo rendere conto delle 30.000 lire. Sta a fermare! Ah, la faccia. Che succede? Va bene, don Giovanni, se possiamo tranquillo allora. Pensa parola, avvocato. Oh, buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie per aver avuto questo pensiero per Giovanni?
nessuno a tornare che vai a spendere almeno 5-6 mila lire solo di roba da mangiare, ma una cosa a dire, giusto finisce, tanto una mensurata, porti a casa e non fare per scalattare, con permesso. Senti sottomarco, te ne frega. Ma che stai parlando questo cuccolone? Oh, a voi, a mandaresti. Sì, ma chi c'era là con Giovanni che era così contento? Oh, lo sapete? Tutto manno. Aspettate, lo sapete? E tu cadete. Vendere meno. Dissi, e casammo, non hanno detto manco su freddo. Giovanotto, vedo Giovanni Lanzapano. Dai, dici ora. Non c'era manca a fottenare adesso. Va bene, chiamalo, io ci dire una cosa importante. Dai, c'è, dicevo. E onde si dice? Chiamalo, che io ci dire una cosa alle comune. Possiamo, aspetta, che essere mezz'ora. Non giriamo mai. Ma quale mezz'ora e mezz'ora, 3 mezz'ore e quattro, chiamalo, dai. Dai, c'è. Se non ci vuole dire qualche cosa, ci posso pensare io. Ma dai, c'è. Ma tu così? Oh, figlio. Un figlio? Proprio un figlio? Ah, ma tu sei Enrico? Ma tu non sei suo figlio? Vero, mio padre e mia madre morsero. Però che mi crescevano, tutti i giorni. Sì, lo so. Io sono un grande amico di tuo padre, anche di suo fratello Giovanni Lanzapano. Quello che è andato lontano in America. Federico, scusa. E che è andato in America e è diventato un ricco, dai, e quindi vi ha lasciato tutte cose perché è morto. Dai, non mi sta dicendo così. 50 milioni in contanti. Il testamento mi è stato consegnato per mezzo del consolato. Siccome la buonanima conosceva me come notaio e ha fatto il mio nome in questa occasione. Quindi è una bella notizia che porto. E come? Tu sapessi sia che miseria che c'è in sta casa? Oh! I macaroni e avremo cupero. La carne ne mangiamo che deve carne buono. Dici? Anche mattina quando mi fa. A prima tagliamo macarolato. Siamo a regola solo che ha religione. Rispettiamo tutti i riuni e tutti i ricci. Ossia se mangia anche non giuare. Per buscare Perciò che succede a dire le promure? Ma quanto tempo per? ci resta e ci ripeto, può mangiare una mezz'ora. Mezz'ora. Ma io mezz'ora non posso aspettare, e a partire per Roma che mi stanno aspettando per l'apertura di un testamento, cose di vita troppo importanti, non puoi capire. Ma quando disse che c'è un dono tale? Boh, penso, rimane a mazzere, rimane a mazzere. Domani al mattino, io prima dopo domani non posso tornare. Guarda capito, ma che non c'è. Senti, guarda che fai, trovi il biglietto di visita. E caro. E quando torna tuo padre, ci dici tu, ci puoi tutta la storia, e ci conti, te ne fare sta bestialità legittimare a suo tizio, perché se non capite tutta l'eredità. Mi raccomando, mi raccomando, e mi raccomando per davvero, non ti scudare, perché è una cosa di vitale importanza. Oh, se si dimentica, se si legittima suo figlio, perde tutte cose. Oh, e vedremo come caccia a dire. Allora, ci dico, vengono notare un baglione, e meresti di ragnare non vedare, perché non fa la fiscalità, e diventa più bestia di chi di casa. Ma chi c'entra? C'entra Don Vitale, non devi andare dall'avvocato a legittimare se suo figlio. C'entra Don Vitale. Lo capito. Lo capisci? Me ne posso dire, mi raccomando. E stai ancora a babbo perché se diventa ricco macarino, diventa ricco macarino. Oh, va bene. Non scusare. Ti saluto. E mi raccomando non scordare. Quando è camorioso e ambizioso. Per essere a non scordare.
No, non mi dici. Mi chiudo così, no? Ah, c'è una temperatura che già mi sta aspettando con l'anima appesa, signora Amalia. Senti il recuccio, se qualcuno ti avesse a domandare, hai visto a Don Beso? Tu che ci dici? Io a Don Beso non l'ho visto, mi raccomando pipa e tabacco di naso. Lo capisci? Signor figlio, se qualcuno mi domanda io ci rispondo. Don Beso mi raccomandavo di dire ciao a tutti, che ne tu il nome non lo devi fare! Guarda, mi sta aspettando. La bestia che è! Che sono che fa? Guarda che si piace una bombicca nel serpente di profumo, di morte! Signora, vediamo la pupilla. Io intendevo la pupilla degli occhi. Bene, dall'esame posso dire che tutte le reazioni nervose sono positive. E adesso tenetelo forte. No, ma scusate, ma in questo momento, Caruso, l'unico modo che abbiamo di spiegare si è questo. Bene, bello modo di spiegare di cacciare, Ad ogni modo, posso dire di avere capito la causa della malattia che in questo momento affligge il ragazzo. Sicuramente si è trattato di un trauma di origine nervosa. Il soggetto, evidentemente di natura epilettica, cede con molta facilità a queste manifestazioni di infantilismo. Don Giovanni, questo ragazzo è tornato allo stato in cui si trovava quando aveva circa 1 o 2 anni, quando non aveva ancora appreso l'uso della parola. Bisognerà quindi rieducarlo, piano piano. Don Giovanni, gli dovrete dare l'imbeccata delle parole più semplici, come per esempio papà, mamma, eccetera.
tipo quando non l'ha detto. Don Giovanni, io non ci posso fare niente, dovete fare pazienza. Tranne che non si dovesse verificare il caso che qualche forte emozione non gli faccia tornare la parola nello stesso modo in cui l'aveva perduta. Altrimenti, perdendosi 2 o 3 orette al giorno, può darsi che fra una decina d'anni avesse da acquistare l'uso della parola. Bene, bene, ma che bella notizia mi sta dando. Io, Don Giovanni, non ci posso fare niente. Comunque, ora gli prescrivo un calmante per i nervi. Bene, bene. Gliene darete un cucchiaio subito da prima. Non potevo fare prima dei pasti. Prima ancora così più sicura. Necessariamente dopo dei pasti. Grazie, dottoressa, lei è stato gentilissimo. Bene, bene. E mi raccomando, prima dell'uso agitate bene la busta e la bottiglia. E mi raccomando di dargli le 500 lire e... Via, ti stai mucchiando, guarda, mi confondivo. Sì, il dottore si confondiva. Voleva dire di agitare bene la bottiglia prima di darci 300 lire. Bene, bene, e allora si confondiva magari lei. Bene, bene, io mi confondivo, ma da Indra sempre 300 lire ci sono. Quanti siamo scassicenti, dottore? Ah, Bene. io vai alla farmacia a fare sta ricetta. Arrivederci. Avanti, sentiste il ricuzzo? Gli stranieri. Ora, un po' un esercizio e ti torna la parola, vedi che con mia che tu ora hai e mantenere buono la faccia, buono, da lì, concentrato, anzi concentrato, vai concentrato. Poi ripeti a pensare. In servizio. Lei mi ha levato da un grosso disturbo perché in questo momento a casa non tengo niente. Sì, vede così. Comunque sono venuto qua per fare l'interrogatorio a Enricuccio. Ah sì, ci facessi tutti i domande che vuole che ci rispondo io. Don Giovanni, ma che dice? Lui mi deve rispondere. Gli deve raccontare per filo e per segno quello che è successo ieri in questo palazzo di quella questione tra Amalia e suo marito. Ah, chi era? E ancora poi stava a sentire. Ma lei fece un viaggio perso sempre in chiesto. Di lui già dice una pace e poi capita spesso che litigano. Ma si riappacificano subito. Il marito è, come ci posso dire, un tipo di manica larga e di fronte aperta. Il fatto è che il comandante vuole sapere se realmente è stato sparato un colpo di pistola. Colpo di pistola? Colpo di pistola. Caingia. Caingia. Io non sentivo, non c'è. Ah, adesso mi vuoi chiedere? Buongiorno signora. Buongiorno, Alessandro. Vedo che state bene. Per caso lei ha sentito sparare un colpo di pistola ieri qua dentro? E davvero? Dici? Sparano un colpo di pistola. Ecco, e quando fu che non ha visto il presidente? Don Giovanni, effettivamente vostra moglie c'ha ragione, ma che ne può sapere lei, poverina? Invece Enricuccio era presente e perciò facciamo parlare. Niente la parola! È diventato muto, non può parlare più perché la parola! Signora Cristina? Oh, mi scusi, c'è gente! No, signora Mona, si accomodi! Che c'era giusto appunto il maresciallo che voleva sapere
Che cosa era successo ieri sera? Che ha sparato tu compri il pistola a Caingia. Come ti ha sparato? Ma quando mai, Don Giovanni? Mi dite lei? Come dite voi? Quante persone che ci sono in giro e parlano male creano? Mettono zizzania. È così, come dite voi. Io ogni tanto bisticcio con mio marito, ma poi facciamo subito pace. Io non ho sentito nessuno sparo. Bene, bene, allora non mi resta che ribadire le vostre testimonianze. Don Giovanni, mi scusi l'ho disturbata. Don Giovanni! Signora, e se ci fossero novità ci risentiremo. Sempre a disposizione sua, maresciallo. Sì, io devo parlarvi, ma dato che c'è suo marito è meglio che senta pure lui. Sa, mio marito se scende qua da voi a chiedervi se Ricuccio ha portato qualche lettera per me, non vorrei che il ragazzo parli. Ma cane Dio! Don Giovanni, ma mi volete far ammazzare? No, io dicevo, magari tu parlassi, è diventato muto. Magari volendo Caruso non può spiegare manco una parola. Bene! Povero ragazzo, che disgrazia, mi è capitata. E che non fa disgrazia, chi sta per lei è una fortuna. Cristina, anzi, ce l'abbiamo data la medicina a questo ragazzo. Ma non si lava a bicchiere dopo di mangiare. E allora ci stavamo per mangiare che c'era qua, mi pozza. Io a mannaio perché ci voleva fare 4 chiacchiere a tu per tu con lei, signora Amalia. Parli, mi dica. A mia c'è qualche cosa che non mi piace. Lei è Ricuccio, la lascia restare. Ste lizzi, ste imbasciate. Ma ora è tutto finito, Don Giovanni. E se ricomincia, no, a mia la cosa non mi confanverà. No. Caruso è malato. E è mezzo scemo. Si può fare scappare qualche parola da Uca e poi guai che i cristiani mi diciamo giù. No, tranquillissimo, Don Giovanni, ma per chi mi ha presa? Tranquillissimo, parola d'onore non capiterà più. Ma se dovesse capitare Turnanuovo, lei e Ricuccio la lasciare perdere. Sa rivolgere a Nauso, a uno più serio, più basato, che all'occorrenza si sa magari a difendere. Certo, magari ci costa qualche cosa su vecchio, però, signora Maria, mi stavo capendo? Se ci avesse a giocare qualcuno, pure ci sta mia, cacciuccio pure io, giusto per... Tante grazie, Don Giovanni, ma per ora non ce n'è di bisogno. Vorrei un po' riposarmi. All'occorrenza, io sono sempre a disposizione. E comunque adesso vado. Mi saluti lei, la signora Cristina? Non mancherò. Tanto non dura assai la storia, quindi... Don Giovanni, ecco qui. A ieri abbiamo arrestato Calamini e non mi ha ufficio. E che mi pare che se durante la io oggi non si ritornava quando se ne cantava. Hai perfettamente ragione. Ma questa, in mia, ha stato una mattinata all'inferno. Permettete, vi presento Giovanni Lanzafame, vostro padre. Barone Santino di Rocco Lumera, vostro figlio. Piacere. Avvocato, e questo sarebbe quel tale? Quello che vi riconoscerà come padre. Avvocato, ma potevate trovare qualcosa di meglio? Padre da 100.000 lire. Ma come faccio a presentare un simile padre? Da 100.000 lire? Ma signor Barone, qui 100.000 lire che va cercando. Poi, considerando ci buono. Ma niente si presenta qui tanto male. E Don Giovanni, senti una cosa, fate un pochettino avanti e si gira. E 200.000 lire un po' picca su, Senta, signor Barone, io ho provato con gente molto più pulita, ma come può ben vedere, solo un morto di fame poteva accettare. Un rifiuto sociale, un povero disgraziato, non è vero Don Giovanni? Certamente! Beh, ormai affare fatto. Del resto, prima di sborsare le 30.000 lire, dovevo esaminarlo bene io il soggetto. Senti, signor Barone, io meglio di come l'ho servito non potevo fare. E come le ripeto, è tanta la fame che questo tizio è disposto pure a rischiare la galera. Ebbene sì,
Perché qui se si scopre una cosa del genere si rischiano 5 anni di galera. Farsi in atto pubblico, non si scappa, 5 anni e torno. Avvocato, ma lei nega era Sina non l'aveva spiegato tutte queste cose? Al simbolo debito glielo diceva. Che io sono avuto saputo a cifra che sia stata diversa. 5 anni, 100.000 lire. Solo si fa i conti quando sono 20.000 lire l'anno. Comunque, io sono un signore, la parola ce l'avevo data. Saltatemi questo conto, datemi 70.000 lire e con una bennata. Ah, un momento Giovanni, prima di tutto dobbiamo andare a rendere nota questa dichiarazione al notaio e adesso voi vi fermerete. Ditemi dove devo fermare. Qui. No. È uno scatto di nervi. No. Ecco, Caruso, è geloso. Capito che mi stai a riconoscere al nostro figlio. E conosco da quando ero Monichi, da quando era Nico, e si affezionavo. Ora... Sì, ora è uscito, ma basta nato. Cacca! No. Bene? Ma quanto mi vuole bene sto Caruso? State vedendo che c'è scappato? Ora quindi che è lontano. No, è cassuta, No! Non ci stiamo andando dal notaio, no, ora che sta scica e basta. E stiamo andando al bar, Ci stiamo a picchiare il caffè con questi due amici, tu fai un bravo, e quando papà torna, se tu fai bravo ti porti i cioccolatini, Stiamo tornando, Ora si sistema tutto, 100.000 lire. Giovanni, una carta, prego. Forse l'uno con testimoni e saccio magari che carabinieri stanno cercando di sapere come si farà sotto lascia scappare una sola parola. Rordini, dai a riportella, colpa carina, come per un tiro, su tutto, come sulla base, hai capito? Aveva ragione Tututune, bastava una sola lezione fatta del sottoscritto ora festeggiamo! Signora Cristina, quando vieni la missa? No, è tardi. Trasemo, donna Virginia! Diateci questo onore! Che festeggiamo l'elenco! E poi c'è magari che il Ricuccio ci torna la parola! Cristina! Oh. Diamo magari a signora Amalia, a Saporito, dici se si vogliono venire a picchiare in gocce di Marsala, Signora Amalia, scendete! Venite casuta che mio marito portare i pasticcini! Ma che tu presi per tutto il paese?
pure volevo Assai, papà, ne voglio assai! Ma chi sta parlando un'altra volta? Forza, forza, servitevi, forza, forza. A buona salute in Vincentanni! Ce ne resta. Alla salute, alla salute. Salute. E ora, se voi permettete, voglio dire una bara di parole per ringraziarvi di essere intervenuti a questa festa. Festa! Giovanni, ma quello che ce l'ha? Ma no, solo perché a Ricuzzo ci torna la parola. Magari. E poi voglio festeggiare un piccolo colpo di fortuna. Colpo di fortuna! Ma vedete che all'otto, Don Giovanni? Signora Maria, per vincere all'otto bisogna giocare. Per giocare ci vogliono i soldi e a me questi soldi combinava. No, cari amici, la vita dell'uomo è come una giornata invernale. Invernale! E lui non capivo che non è la parola. Ora, stava dicendo, la vita dell'uomo è come una giornata invernale. Acqua, zona, lampi, nuvole. A un certo punto però queste nuvole si rompono e esce raggi su. Nico, ma sempre su lì. E oggi sto raggio di sole ha voluto colpire a me. Cristina, o sappasi 70.000 lire che se mi fottono siamo consumati. Ma bravo a Don Vincenzo, a Don Giovanni. Ma che figli, ma che affare buono, vero? Un piccolo affare, un poco rischioso, ma chi non risica non rosica. E poi c'ha la soddisfazione di sentirmi dire da un notaio: lei oggi ha fatto una buona azione. E se tu dici il notaio è un importante. Papà! Ma Erika! Ninno, notare un baglione! Ma chi è che sta dicendo? Io ci un notaio, a sera. Papà! Tuo frate in America! Moschi, te la stavo 50 milioni! Qui state 5 minuti che parla e già sparaminchiate, a sera. Papà! Io notare un baglione per me! Dice al tuo padre che tuo frate in America! Moschi, da lì! Ma non mi intervista, basta! Ma io so che deve notare i miei frati. Questi, ho sentito, tuo cognato non la stavo 50 milioni. Ma tu bestia che muorisci ora? Ma su prima non poteva parlare! Però che feci io? Difficile segnare la firma la carta e tonto dicendo capisci la carta sciandasti! Ma quale carta? La carta lo figlio che stava a legittimare. Se tu firmavi la carta, tutta l'eredità era suo figlio. Era tuo figlio che sei. E signore, ci devono tutte cose a Endo. Vedi la maggior ragazza, ti ripeto, camminista così.
Tu sei scemo. Che tu mi dici? Che se non mi vedi davanti all'occhio, so, mi lancia la cornetta alla destra e ammazzarmi i cereretti. Parla buono, parla buono. Ma cara mia, mi disse di tutti i colori. Mi disse che quando nasceste, a mamma aveva estriato, a così, quando nasceva la tana, la chiudeva. Cava a giocare quando ti c'ho un spazzatura e ti chiamo con noi. Insomma, l'aveva con mia e con tia. Ma che tu allora te ne accorgesti che parlava buono? E noi sono qui. Buongiorno. C'è Don Giovanni? Sì, signora, ci chiamo subito. S'accomodi, prego. E gli dica che c'è il notaio Baiolo. Papà! Susi, che c'è un notaio! Va! Lu! Dunque, caro Don Giovanni, qua c'è tutto. Caccio il testamento del vostro frate, tipico per l'assao. La leggiamo. Quindi, lascio erede universale il mio fratello Giovanni Lanzafame, se è senza figli. Ma nel caso ne avesse, tutta l'eredità passerebbe al primogenito, lasciando a questi piena facoltà di disporre come vuole, anche nei confronti di suo padre Giovanni. E io avessi un figlio. L'eredità possibile. Ma siccome voi figli non ne avete, questa è la postilla che rimane letteralmente. Dunque, allora, ecco qui l'elenco dei beni che vostro povero fratello vi ha lasciato. 50 milioni in contanti, una villa a Taormina, composta da 18 vani e 10.000 metri di terreno, con orto e frutteto, per il valore di 30 milioni. Scusa le chiavi. Ecco le chiavi della casa. Due collane di perle, 4 anelli con rubini e brillanti, una croce di smeraldi, 100 monete d'oro dell'epoca di Luigi Filippo ed alcuni crediti che ammontano a 12 o 13 milioni complessivamente. Quindi l'eredità del mio era solo 50 milioni. No, l'eredità non c'è, 50 milioni sono solamente quelli in contanti, ma diciamo che a occhio e croce l'eredità è su qui. Che c'avete, Don Giovanni? Ma che vi sentite male? Ah, è vero, la perdita del vostro povero fratello che ha lasciato uno sconforto. Vabbè, Don Giovanni, che ci volete fare? Che sei a vita? Non facessero così però, Don Giovanni. C'avevi 50 milioni, Don Giovanni. Non facessero così, Don Giovanni. Tanto si sapeva, tutto il dato a finire. Dunque, torniamo sempre. Se per le 4 riuscite a portarmi un foglio dove c'è scritto che voi non avete figli, passiamo direttamente alla stesura dell'atto. Altrimenti rimandiamo a domani. Rimandiamo. Va, perfetto, ok. Quando è così allora ci vediamo domani alle 4 nel mio ufficio e vediamo che possiamo fare. Leggiamo il contratto e lei mi firma l'atto di accettazione. Per firmare? L'atto di accettazione. Ma io non accetto. Ma come non accettare? Non accetto. Giovanni, come già sta a sbagliare a parlare, visto che non c'è manco un soldo in debito. Non accetto. Don Giovanni, ma chi sta dicendo? Ma vedesse che se non accetta, tutta l'eredità passa allo Stato. Ma il Stato non accetto. A chi lui? A chi lui? Un barone. E a quale barone? Mio figlio. Avete un figlio? Ti raparei ora. No, accettato. E ci cucinano in Italia. Ma che fa questo, Don Giovanni? Ma che per necessito?
ma che tu dai che giocava da me 100.000 lire? Ma che ne deve essere giocare? Dopo muri sto bestia, no, che ci colpo io voto era! Oh, cercare di farlo a capire, mi scorucchiare la mano per farlo segnare! Oh, va, basta! Guarda che disastro! Non notai quando uno esce spendurato, la gente è che fa. Ora per 100.000 lire di schifo stai perdendo tutte queste sostanze. Va bene, Don Giovanni, non ti preoccupate. La cosa è meno grave di quella che prevedete. Se alla fine è come dite voi, che è un barone, capirà la situazione e magari qualcosina gliela darà. Notaio, sto qua è un tipo sano, è un tipo superbo, è ricco, ma lei va a bere che sigarette che si fumava, tutte d'oro, tutte fatte d'oro. E quando ero montato notaio, gli donisci un portafoglio, ma tanto, pieno di soldi. E quando notaio ci dissi, quando è? Tanto, ma senza pipettiare. E poi c'è la dimostrazione che è ricco perché i soldi chiamano soldi. Questa è una regola, una legge antica. I soldi hanno una voce, si sentono, si chiamano tra diritti, di nazioni in nazioni, di continenti in continenti. I diritti. Milioni! Tusi! Io sogno! Vedi capo, si rincucchiamo e non mi scucchiamo più! Va bene, Don Giovanni, non vi preoccupate. Se è come dite voi che una persona fa qualcosa alla fine verrà darà. Ma speriamo che come dice lei. E come dico io, facciamo una cosa, gli parlo io. Gli dico la situazione com'è e vedrà che qualcosa ce la facciamo uscire. Avanti, venite domani alle 4 del mio studio, così leggiamo il contratto e vediamo che fornisce. Gli spiego meglio. Quando viene il barone io gli parlo e gli faccio firmare un atto dove che lui rinuncia a vostro favore. Se è barone volete voi, altrimenti. Se io firma sta carta, poi che succede? Che l'eredità sarà posta. E quindi se firmassi su me stesso, io domani mi potessi godere questa eredità. Questo non c'è buono, signor notaio, io avrei la tombina nella volta. Don Giovanni, non cominciate, adesso non ci conviene. No, mi incanta una bella casa qua, i 4 canti, auto, sì, anche se un palazzo auto. I stanzi auti, i porti auti, no, i porti i manichi d'oro, che quando gli inquilini la vedono ci appaiono un po' di ricchi e così ci viene fuori il proprietario. Io mi tegno l'ultimo piano, sì, un bello attico, così a vedere che faccio, dare un c'è, chi succede, che non succede. Don Giovanni, non cominciasse a fantasticare perché a così ancora un po' troppo. A Bruci ci ha fatto portare a mio moglie, sa merda, la picchia, sì. E 50 milioni mi mangio. Ma come vi potete mangiare 50 milioni così? Mi mangio, signor avvocato, viaggi, divertimenti. Avevo picchiato tanto senza fame arreciata e i miei moglieri. Ma mi disse una cosa, ma chi è sulla casa? Non è questa? Non lo saccio, usate l'avvocato. Ora ci è, ma non facciamo spiegare. Così non perdiamo tempo e già di domani. Signor Barone, lo cuceva a mangiare, proprio di lei stavamo venendo, si accomodi. Buongiorno, sentite, dovrei parlarvi da solo a solo. Allora io mi ritiro, Don Giovanni. No, non c'è problema, il notaio è un amico, può parlare tranquillo. Come volete voi, del resto quello che ho da dire è molto semplice. Si tratta del mio matrimonio che avverrà dopodomani mattina. La zia della mia fidanzata ha avanzato la pretesa di conoscere il padre dello sposo. Del resto, ciò è buono. Figuratevi con quanta gioia ho dovuto acconsentire a tutto ciò. Ma sapete, la dote gliel'ha data lei
capirete, dovete presenziare al mio matrimonio. E per questo ci può venire magari un notaio. Ci vieni magari io, eh? Non ci mancherebbe altro. È già sufficiente la vostra presenza, anzi, direi che è già troppa. Allora, pochi avvertimenti. Abito nero, tagliatevi i capelli, rasatevi e solo ed esclusivamente durante la cerimonia vi permetto di darmi del tu, in via eccezionale. Se tu vuoi o tu puoi dare magari a Cailda. C'è bisogno di una stadia eccezionale e poi non abusarci di me stadia eccezionale. I capelli mi faccio tagliare, la barba me la faccio, un vestito da accontentare di chi sto cacciando, perché altri non ne posseggo. E questo proprio non lo dovevo immaginare. Vuol dire che passerete a nome mio dalla sartoria Torrisi, che affitta abiti da cerimonia, e vi farete dare un tratto. Mio barone, io come ci vengo questo? Devi cerco così! Dio mio, che gente! Qui, sartoria Torrisi, tu non ti preoccupare, io ci vai, ti faccio fare un bello vestito, ma io dico che è per il tuo matrimonio, figlio mio. Buon uomo, le ho già detto che tu devi darmelo solo in via eccezionale. E io facevo così, giusto per abituare. E poi se pensavo questa via eccezionale, non mi riesco lei questa via eccezionale. Allora intesi, mi raccomando la puntualità, buongiorno. No, signor barone. Guarda la mano però, una preghiera, io c'è a spiegare una situazione, vengo subito al dunque. Lei, in base allo stato civile, è figlio di Giovanni Manzafame, ma magari che non lo è. Ma cosa volete approdare? Ecco, signor barone, figlio mio, ora sto ascoltando, ma non capisco. Ce lo dico io, signor barone. Allora, suo fratello Federico, che da tanti anni non dava più notizie di sé, morendo, gli ha lasciato qualcosina in eredità. Ora, siccome voi siete un barone, e quindi... Ma cosa volete che possa interessarmi? Ecco. Cioè, se io capisco buono, lei mi avesse a firmare una carta quali me dici di rinunciare all'eredità a favore mio. E non è giusto che si comunicare questa eredità senza che mi conosceva mia frate. È un giusto, signor notaio. Troppo giusto. Le dicevo prima, siccome lei è un barone, sarà sicuramente ricco, giusto? E quindi non penso che vorrà prendersi l'eredità che aspetta questo povero uomo. Ma per l'amor di Dio, ma cosa volete che possa interessarmi una simile eredità? E poi, notaio, ditemi dove devo firmare e sono a vostra completa disposizione. Perfetto, perfetto, quando è così, venga con me, le faccio firmare. Don Giovanni, 2 testimoni per favore. Che gran sorta di schignoroni! Ma io ce l'avevo detto, notaio, ma sono solo che è barunetto, la madre era baronessa, il padre è un barone, era un barone con 4 palle di palle, Poi, stava facendo, cascava un disgrazio, persi queste palle. Naturalmente a moglie senza palle non marito che se ne faceva, No, comunque, ci portava giù, di questa relazione nasce un baronetto, cacciava il pistemma, una bella testicina. Va bene, firmate signor barone. Scusate, ma prima, signor notaio, prima di firmare credo di avere il diritto di sapere a che cosa rinuncio. 50 milioni! La villa Torrisi! Oh, bene, brillanti e i soldi di Massaro finito! Ma notaio, è proprio vero? Sì, sono 50 milioni, una villa a Taormina e alcuni beni che bisognerà valutare. Ho capito tutto. Notaio, voi siete l'esecutore testamentario, non è vero? Sì. E quindi il vostro dovere è quello di espletare tutte le pratiche affinché la volontà del mio defunto e amatissimo zio venga rispettata. Oh, che zio affettuoso, generoso e premuroso. Zio, quando ti voglio bene. Non assomiglia per niente a sto morto di fame. Signori, vi saluto e buona giornata. Dimenticavo, al mio matrimonio potete fare a meno di intervenire, perché quasi certamente io non mi sposo più. No!
posizione per frate, senza che mi conosceva. Se notaio non capivo un po', fermavo. Ma capisco un buono? E ora ce lo spiego io. Espletate le pratiche affinché la volontà del mio povero zio sia rispettata. Magari so zio quanto per la ora. Questo che vuol dire? Che voi non restate senza soldi e tu si ammocca tutto così. Vai zio. Prova a immaginare. Ma di nuovo che si catta un bacio per 100.000 lire. Che vi volete aspettare? Quasi certamente non mi sposò più. Racconto che aveva fatto una quaterna volta. Ma io ce ne andare tante, sicura male a chiesto, c'era il panettare tanto del tuo valeno. Don Giovanni, il consiglio che vi do io è questo. Prendetelo come buono, alla fine qualcosa potrà anche darvela. Però se vi mettete il contrappunto è peggio. D'altronde la legge parla chiara ed è dalla sua parte. Dalla sua parte. Che ci volete fare, Don Giovanni? E poi si vede che eravate destinato a morire in piena povertà. Già, la legge è legge. Mi rassegnai forse. Tanto, al cancelo morto su lacrime perse. Bravo Don Giovanni, a questo sì che è parlare ramaso. Ci parlo io e vedremo che succede. Vediamo se gli posso far dare qualche cosa. Ah, se volete venire domani al mio ufficio. Adesso tu ci campo. Che vuole dire? Se ci campo vengo, se non ci campo mi spiega lei come faccia bene. Va bene, ho capito, d'altronde voi o venite o non venite. Non è che succede qualcosa, siete completamente inutili arrivati a questo punto. Va bene, fatevi coraggio, buon uomo. Buona serata. Signor notaio, sì, ora mai per rassegnare, però mi doveva pregare, ma va a fare un altro favore, sì. Magari lui supposto, Don Giovanni. Vada. Io cerco di perdere un quarto d'ora, cosa tempo prezioso. Se se ne vado a banda e mi aspettano al tuo camerino e poi torno a Nesci quando mi hanno chiamato. Volete fare, Don Giovanni, parate chiaro. Lei, ma scusate, a tempo debito saprà tutte le cose. Mi raccomando, che se in 4 ore io me ne chiede. Un quarto d'ora magari assai su, signor notaio. Cristina! Chi è cavolo, Giovanni? Vieni qua, un piede che deve parlare. Ma cosa c'è? Questa pure, questa emergenza. Sì, signor maresciallo, la ringrazio tantissimo. Lei mi sa comodi che ho bisogno della sua presenza, cioè a fare una panna di tomate. Che solo lei mi può dare risposta. Parliamo, già. Enricuccio, la chiama la signora Malia. La signora Concetta, la marito la signora Malia. Ci dici che stiamo facendo una festa. Sì, che scendono tutti a nuovo per una festa. A Stici. Maresciallo, torniamo noi. Io ci vado a spiare da parentesi. Sei un milionario, a vostra chiede in galera, che trattamento ci fa? Non ci fanno. Ma come che trattamento ci fanno? Sì, come vitto, come alloggio, come mangiare. Ah, se uno può pagare, può avere una camera a pagamento e si fa portare il vitto da fuori. Ma costa assai sta cosa? Certo, viene a costare un bel po', ma allora perché è milionario? Ma se io mi affitto per 5 anni, qualche sconto può fare? Io, per speciale, Giovanni, ma che dite queste scemenze? La camera a pagamento c'è solo per il periodo istruttoriale. Quando poi sarà data la condanna, bisogna passare per forza al macello comune. E tutto è gratuito, perché ci pensa il governo. Ah, bello sgavito c'è, bello sgavito. Ma perché mi fanno tutte queste domande, Don Giovanni? Sì, ora ci lo spiego, ci punto. Un'altra cosa, se uno che ha fatto un passo in atto pubblico, c'è l'arresto immediato per uno che ha fatto un passo in atto pubblico?
Se è reo commesso, sì, se no c'è bisogno della denuncia. Oh, ma chi sto qui si confessa. Chi è questo? Ma ne volete spiegare a Don Giovanni questi misteri? Aspettasse il momento, poi vengono i testimoni e al momento giusto lei saprà tutte cose. Saluti qua. Stasite, accomodatevi. Accomodatevi, che vai a puntare qualche cosa un attimo. Signor notaio! Sì. Signor notaio! Signor notaio! Buongiorno. Buongiorno. Lei è un uomo di legge, sa uno di tutto e ora ci voleva spiare un paio di cose che solo lei mi può rispondere. Mi dica. Allora, se uno che ha fatto un passo in atto pubblico riconoscendo un figlio che non è suo, si va a costituire, sta carta che firmava per riconoscere a suo figlio, si sbriga o no? Cioè è sempre suo figlio oppure no? Ed eventualmente a suo falso figlio, che per testamento ci poteva toccare l'eredità, ha ancora diritto a questa eredità o ci ritorna al legittimo proprietario? Don Giovanni, ma io ci fare veramente i miei complimenti. Ma c'è quel morto l'intelligenza che da cecchini a quel terreno. E c'è una cosa ancora. Eventualmente che questo si va a costituisce, che tempo passa per entrare in possesso dell'eredità? Diciamo che durante il periodo dell'istruttoria l'eredità viene bloccata. Quando poi però esce la sentenza, l'eredità torna di nuovo al condannato. Maresciallo, lasciamo questi manetti, che sto capisce sturrato su io. Allora, lei... Maresciallo, che cosa per marito? Ma lei sta non può denunciare per favoreggiamento. No. Ah, Don Giovanni, mi sta facendo venire magari un dolore di testa. E non ti preoccupare, ma ora ti passa, ora ti passa. Guarda, testa mia, questo non ci passa. Anzi, con passare degli anni si trasforma in reuma. Vi stavo dicendo che voi dovete sapere che qualche giorno fa, per fare una buona azione e per buscare una marea di soldi, ho riconosciuto un figlio non mio e voi tutti lo sapete che questo è il reato rosso. Oh, a me un reato rosso non mi piace, voi lo sapete. Ora, qualche giorno fa ho ereditato questa cifra e per testamento c'è l'obbligo che questa cifra spetta a mio figlio. Ora, avendo riconosciuto io questo, l'eredità ci passa a sto fatuso. Ci parliamo con notaio e vorrei sapere che mi rispondeva sto grande figlio NN. Sì, è vero che io non sono figlio di Giovanni Manzapane, ma lo Stato civile dice di sì, che me ne stai fottendo, quindi l'eredità mi ammucco io e non mi interessa niente se Giovanni Manzapane può vivere di elemosina. E ora io che pensare? Mi va a costituisce io stessi carabinieri, a così da carta s'annulla, si sciga e sto disgraziato arresta, senza pace, senza muglieri e molto le fame. Ah, ora sì che è tutto chiaro. Brava Don Giovanni, ci voleva questo gran pezzo di cosa fetosa. Don Giovanni, c'ho due bambini che li porto io. Quando prendi i botti, entrate a muovere. Sono sto dolore di testa per bere che sai. Avanti, sigaretti, ci passo io. Voi ci portate a Rubiana, a Spiega e a Brutta Casina. Campana così, come faccio un cuore, ma in galera rischiamo si passano buone, ci sono i teatri, fanno i festi, mangiare è buono, c'è camera a pagamento. Io bottiglia vengo, Ma ci sta,
cominciamo con il primo giorno, tipo secondo, passa una settimana, la seconda, gli anni, ma non ti spagnassi, ma ci volevo bene, perciò non ti facciamo mai mancare niente. Poverino, me ne vai contento. Ma poi l'hai visto, stanotte sudai come una puttana, sudai alla Violetta e perciò vuol dire che lo carcere va passato fuori. Tra 5 anni si viene troppo da fuori. Gli amici ne hanno male, quindi me ne vai più soddisfatto. E tu mi chiedi, non da friggere. Ora è forte che si comincia. Questi 5 anni passano come se niente fosse. Maresciallo. Ma Giovanni, ma non posso arrestare subito, ci vuole il tempo dell'istruttoria, l'ordine d'arresto, la condanna, sempre 15 giorni passano. Oh, maresciallo, lei non l'ha caputo buono. Lei mi deve arrestare subito, che prima cominciamo, e prima finiremo. Ma lei si è visto nella testa chi è che mi aspetta per ne esce dalla galera? 50 milioni, la viva Tormina. Oh, bene, per l'anno e i soldi del passato finito. Oh, chi sta sì che è furbo?